Erano le 8 di un classico venerdì mattina quando un pioppo di circa 20 metri è caduto su via Jacopo da Montagnana davanti all'asilo nido Il Trenino. Nonostante quello fosse l'orario di entrata, nessuno stava transitando in quel tratto in quel momento. Sul posto in mattinata anche il sindaco Sergio Giordani e l'assessore Chiara Gallani. Il pioppo sorgeva all'interno del giardino dell'asilo in un'area antistante al parco Milkovic, densamente ricca di vegetazione. Nel dettaglio, a far crollare l'albero sarebbe stato un fungo non rilevabile perché non visibile nell'ultimo controllo effettuato nel settembre scorso. Un evento imprevedibile, commenta l'assessore. Un secondo pioppo verrà abbattuto a scopo precauzionale perché sorgendo nelle vicinanze potrebbe aver contratto la medesima malattia. Sfiscia Channel News, Padova.